Sì, 50 anni dalla morte di Toti Del Monte, che già ha avuto una serie di appuntamenti appunto per ricordare questa data, e che per il comune di Treviso è estremamente importante. La figura di Toti Del Monte è una figura centrale in tutta quella che poi è stata e che è la cultura musicale legata alla lirica. Toti Del Monte è stata una figura veramente importante, non a caso abbiamo già da 50 anni il premio Toti Del Monte, e che il prossimo anno ci sarà la 52esima edizione, in quanto è a biennale il premio, ed è un premio che è veramente molto importante e al quale si rivolgono artisti, giovani artisti e talenti, non certamente solo nazionali ma internazionali. Non a caso infatti in alcune produzioni liriche questi artisti, i vincitori selezionati di questo premio, fanno parte a volte dei cast, quindi è un premio molto importante, professionalizzante. Il 24 al Teatro del Monaco, il 24 aprile, ci sarà una serata dedicata appunto a Toti Del Monte, in occasione di un importante convegno che c'è stato a Pieve di Soligo, durante il quale proprio si sono espressi e hanno portato la loro testimonianza dei autorevoli persone legati alla lirica. Quindi un evento importante in cui ci saranno dei brani legati a quella che era un po' la tradizione lirica di Toti Del Monte, con delle testimonianze attive, presenti e molto pregnanti di chi della lirica se ne occupa veramente a livello non solo professionale ma anche con grande passione ed amore.